Buongiorno, Focus Bollettino Colture Erbacee aggiornamento. Malattie fungine del frumento. Il modello previsionale segnala un aumento del rischio da ruggine bruna nel Veneto occidentale, Rovigo, Verona, Padova. Particolare attenzione quindi in queste zone, osservate le mappe dell'intero Veneto perché localmente in altri siti potrebbero esserci livelli di rischio elevati per ruggini e per septoriosi, il mal del piede, e programmare in tali casi il trattamento fungino tenendo conto dello stadio di sviluppo del frumento, perché si può pensare di fare un unico trattamento tenendo conto anche della fusariosi. Notue. Continuano le catture sia della specie svernante Agrotis sgetum, sia della specie migrante Agrotis y. Utilizziamo la trappola Varelle di produzione ungherese, vi ricordate, qui vedete alcune catture dentro questa trappola. La sommatoria termica è più elevata nel Veneto occidentale e quindi fra qualche giorno, prima per questa zona, daremo la finestra utile per andare in campo e vedere se effettivamente le popolazioni di notue sono elevate e tali da richiedere un pronto intervento per evitare un danno alle culture suscettibili. Cimice asiatica, controllate il bollettino che vi dà una visione completa della fuoriuscita dai siti di svernamento e vi dà indicazioni su come procedere. Sapete che oltre i 15 gradi centigradi l'attività di volo aumenta sensibilmente e quindi verificando si possono programmare eventualmente trattamenti localizzati per evitare un impatto elevato nel controllo di questo importante fitofago. Mi permetto di segnalarvi anche di seguire il bollettino apistico collegato al bollettino colture erbacee, nel quale potete continuamente avere informazioni sullo stato di salute delle api grazie alle arnie elettroniche sull'intero territorio regionale, come vedete in questo report che evidenzia i parametri principali che vengono registrati in continuo: temperatura interna dell'alveare, numero di voli, peso dell'arnia. Con questi parametri possiamo capire se ci sono eventi particolari e se in generale lo stato di salute è buono, se sono necessari interventi, eccetera. Nel bollettino potete avere, sulla base di queste informazioni e di molte altre che vengono raccolte, i suggerimenti anche specifici di tecnica apistica. Buon lavoro e alla prossima!